Facebook. Simone ci teneva tanto, fai la diretta così vedo da casa. Va bene, ho detto, facciamo la diretta, gloria al Signore. Preghiamo anche per questo mezzo, per Facebook, queste dirette, che se vengono ascoltate, viste, insomma è un mezzo anche per evangelizzare. Preghiamo il Signore. Noi non possiamo fare nulla, possiamo fare poco, ma il Signore può fare ogni cosa. Alleluia. Vogliamo aprire la Bibbia e leggere insieme Luca, capitolo 24, dal versetto 13. Leggeremo fino alla fine del capitolo, fino al verso 53, una lunga lettura ma salutare. Luca, capitolo 24, dal verso 13 fino alla fine del capitolo. Dio benedica la sua parola. Appena lo trovate vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare anche in questo modo la parola di Dio, nella forma e anche nella sostanza. Amen. Dio sia lodato. Amen. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli 11 e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi.
Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori, fin presso Betania, e alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, benedicendo Dio. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Amen. Potete accomodarvi. Alleluia. Era un periodo per i discepoli strano, un momento di smarrimento, un momento nel quale c'era una transizione, un passaggio, dal che seguivano Gesù, collaboravano con Gesù, ma Gesù faceva tutto. Era il momento nel quale ora dovevano cominciare a credere veramente quello a cui hanno sempre creduto, da quando hanno iniziato a conoscere Gesù. Era un momento di transizione, di smarrimento, e io noto un momento simile oggi per la Chiesa, un momento di attesa, anche di smarrimento, che dobbiamo superare. Amen. Gesù era morto, ma è risorto. Amen. E la Chiesa, i discepoli, la Chiesa non era ancora formata come la intendiamo noi, ma i discepoli, coloro che seguivano Gesù, erano stati avvertiti tante volte da Gesù che doveva morire, che poi sarebbe risorto, come abbiamo letto. Li aveva avvertiti tante volte. Forse calavano la testa, ma non hanno capito, perché quando si trattava di comprendere, e questo è il momento, il contesto, stiamo leggendo questo periodo, no? Quando Gesù non era ancora sceso, è risorto però, e una volta risorto si è presentato in più occasioni ai suoi discepoli, perché sapeva che erano smarriti, avevano bisogno di prove, tra virgolette, e Gesù appare, è apparso in tante occasioni, addirittura ha attraversato anche i muri, mentre erano riuniti i discepoli, è apparso, gloria a Dio. E in questa occasione abbiamo letto che c'erano questi due discepoli, uno dei quali si chiamava Cleopa, che stavano discorrendo insieme, erano per strada, sulla via per Emmaus, e parlavano tra di loro, e
non penso si stavano incoraggiando tra di loro, ma credo che ognuno di loro stava deprimendo l'altro, no? Gloria al Signore. E mentre parlavano, Gesù stesso, abbiamo letto, io credo alla Scrittura, Gesù stesso è apparso e si mise a camminare accanto a loro, ma loro non l'hanno riconosciuto, perché la loro vista, non solo quella fisica, ma anche quella spirituale, si era intorpidita. Dio ci dia sempre il collirio per curare la nostra vista spirituale. Amen. Ci sono momenti nei quali dobbiamo, in più di ogni altra occasione, riuscire a vedere il Signore. Certamente quando siamo nella benedizione o stiamo attraversando un momento di benedizione spirituale, è facile vedere il Signore, È facile accorgersi che il Signore è con te, è con me, è con noi, ci sta benedicendo, è facile poterlo dire. Il Signore è con noi, ma il Signore è con noi anche nei momenti difficili. E lo stesso Signore è con noi anche nei momenti di smarrimento, umanamente parlando, perché possiamo smarrirci, siamo uomini. Gesù, il Maestro, non era più con loro. Di che cosa parlate tra di voi? Io non penso che avesse una maschera il Signore, eppure non l'hanno riconosciuto. Amen? Tante volte quando ho predicato su questo passo, qualcuno mi ha detto: ma come mai non l'hanno riconosciuto? E io ho risposto: che vuoi che ti dica? La Scrittura mi dice che non l'hanno riconosciuto. Non l'hanno riconosciuto. Amen? Ma com'è possibile? A volte rendiamo cose impossibili possibili, nel senso sbagliato delle cose, perché siamo uomini e siamo portati a fare sempre cose sbagliate. Gloria a Dio. Ma vedete l'amore di Cristo come non si lascia condizionare dalla nostra umanità, ma interviene sempre con pazienza, con profonda pazienza. Alleluia. E inizia a parlare con loro, inizia una discussione con loro. Di che cosa parlate? Tu solo non sai quello che è accaduto in questi giorni, non lo sai? Di Gesù, il Nazareno. Noi credevamo fosse Lui che ci liberasse da questa schiavitù, e invece, ecco, sono passati 3 giorni. È vero che qualcuno lo ha visto, dicono così, delle donne hanno visto Gesù è risorto, hanno visto anche degli angeli, ma noi non abbiamo visto nulla. Ed ecco che il Signore in un modo duro li scuote, no? Chiamandoli insensati di cuore, lenti a credere. Ci sentiamo anche noi a volte insensati di cuore, lenti a credere, Alleluia. Io parlo per me tante volte, non solo, ma come pastore, siamo uomini. A volte abbiamo bisogno di essere scossi. Alleluia. E il Signore come interviene? Ricordando loro la parola del Signore, la parola di Dio. Iniziò con pazienza a ricordare loro, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quindi tutto quello che è accaduto doveva accadere. Era necessario che il Figlio dell'uomo, il Figlio di Dio, Cristo Gesù, doveva morire in croce. Amen? Però era anche stato profetizzato che poi sarebbe risuscitato, ed è così, è avvenuto. Ancora noi oggi possiamo dire: Gesù è veramente risorto. Amen? Ed è apparso, ma non apparso in forma fisica, è apparso nella nostra vita, nel nostro cuore. Lo abbiamo conosciuto, amen? Lo sentiamo vivente dentro di noi. Non ci è apparso in forma fisica. Credo che anche noi, come quei discepoli, avremmo paura, vero? Io avrei paura. Ma il Signore è apparso
nel suo splendore, con tutta la sua gloria, nello Spirito, si è fatto conoscere nella mia vita ed ha cambiato la mia vita, ha rasserenato la mia vita, ha messo pace nella mia vita. Alleluia, mi ha aperto una porta per poter accedere a un luogo invisibile, luogo spirituale, che è quello della dimora dell'Eterno. Alleluia, nel nome di Gesù noi ci inginocchiamo, lo preghiamo e nel nome di Gesù abbiamo l'accesso al trono della grazia di Dio. Amen? Possiamo dire siamo alla presenza di Dio perché Cristo Gesù è apparso nella nostra vita. Alleluia. Ci sono dei momenti di sconforto, di dolore, alleluia, ma il Signore non ci lascia in balia dello sgomento, del dolore, dello smarrimento, ma vuole ancora una volta rivelare la via che ci conduce al cielo. Amen. Gloria al Signore. Dopo aver predicato, dopo aver ricordato loro la parola di Dio, le cose che i profeti hanno profetizzato, quindi hanno predetto, no? Riguardo a Cristo, ecco che Gesù voleva allontanarsi, ma essi lo trattennero, dicendogli: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. È un verso meraviglioso per me, perché in qualche modo i discepoli già sentivano che quello straniero non era uno straniero qualunque, ma c'era qualcosa di particolare in quello straniero. Amen. Alleluia. E tanto che quando Gesù voleva allontanarsi da loro, essi lo trattennero. Rimani con noi, Signore. Vogliamo imparare anche noi a trattenere Gesù. Rimani con noi, Signore. Alleluia. Alleluia. Quando vivo dei momenti della preghiera molto profondi, sinceramente vi dico, non vorrei smettere di pregare, no? Ma pure mi rendo conto che non posso stare lì sempre in preghiera, la vita continua, vero? Però dico: Signore, rimani con me. Anche quando smetterò di pregare, io ti prego, rimani con me, Signore. Alleluia. Fa che possa affrontare le cose che devo affrontare, la vita, la quotidianità, i problemi, con te al mio fianco. Non solo voglio essere consapevole che tu sei con me al mio fianco, ma voglio essere consapevole che tu sei dentro di me, Signore. Amen. Alleluia. Cosa fa Gesù? Rimane con loro, accetta il loro invito, si ferma. Fu a tavola con loro, cosa fa? Il Signore prese del pane e lo benedisse, lo spezzò e lo diede a loro. Alleluia. Anche in questa mattina il Signore ci sta dando del pane ed è Lui che lo sta spezzando per noi. Ma dice: fratello, ma qual è sto pane? Il pane della sua parola. Quando ascoltiamo la parola del Signore avviene qualcosa dentro di noi ed Egli che manda la parola. Per quanto il pastore, sapete, possa leggere, possa cercare, possa vedere, c'è sempre di fondo qualcosa che il pastore dice al Signore: Signore, parla tu, usami per la tua gloria, Signore. Parla a me, fa che io possa parlare per te, Signore. Amen. E quindi il Signore, ecco, anche in questa mattina sta spezzando il pane e lo sta dando a noi che stiamo ascoltando. Alleluia. È un pane benedetto, è un pane spirituale. E allora successe qualcosa, i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve dalla loro vista. Gloria al Signore. Avviene sempre qualcosa quando il tuo cuore è aperto e assimili la parola del Signore. Gli occhi ti vengono aperti, riesci ad avere una visione, a vedere le circostanze in un modo diverso.
riesci anche a vedere una luce in fondo al tunnel. Amen? Perché? Perché la parola di Dio è luce, è pane che sazia, è acqua che disseta. Amen? Gloria al Signore. Quindi questi discepoli, ecco, che ad un tratto ritornano a vedere. E mentre si parlano l'un l'altro, si dicono: ma non sentivamo ardere il nostro cuore quando lui ci parlava? Amen. Quindi qualcosa è accaduto nella nostra vita. Eravamo tristi, smarriti, ma quando Gesù ha parlato, qualcosa è accaduto dentro il nostro cuore, ha cominciato ad ardere. E voglia il Signore che in questa mattina il nostro cuore stia ardendo per Lui. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Ancora Gesù comparve ad altri discepoli che erano riuniti, come abbiamo letto al versetto 36. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Pace a voi. Così ha salutato Gesù. Alleluia, così noi ci salutiamo. Pace del Signore. Se qualcuno sta chiedendo: ma perché ci salutiamo con la pace? Così Gesù ha salutato i suoi discepoli: pace a voi. E avere pace è la cosa più bella che ci sia. Siete d'accordo? La sorella parlava prima: voglio serenità, tranquillità. Questa serenità, questa tranquillità, in una semplice parola, è pace. È la pace del Signore. Alleluia. La pace del Signore sia dentro di noi. Se la pace di Dio è dentro di noi, viviamo in pace. E saremo di pace per gli altri. Saremo portatori di pace. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Quindi Gesù appare e quei discepoli erano turbati. Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Oh Signore, dico solo: Signore, perdonaci. Ancora oggi sorgono dubbi nei nostri cuori. Perché dico questo? Perché quando ci sono le difficoltà che viviamo e patiamo, è lì che si manifesta la fede o il dubbio. E il più delle volte si manifesta il dubbio. E quindi umilmente vogliamo dire: Signore, abbi pietà di noi, perdonaci. Nonostante ti abbiamo conosciuto, a volte quando qualcosa di grave avviene nella nostra vita, qualcosa che non ci aspettiamo, pure dubbi sorgono dentro di noi. Alleluia. Signore, dacci grazia di far emergere la pace e la fede tua nel nostro cuore. Ecco che il Signore, sempre con immensa compassione, amore, ecco che si rivolge ai suoi discepoli dicendogli: guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardate, non sono uno spirito. Gesù era lì in carne ed ossa. Amen. Amen. Così come Gesù è qui, non in carne ed ossa, ma nello spirito. Io credo che Gesù è qui in mezzo a noi, perché quando 2 o 3 sono radunati, siamo radunati nel suo nome, lui è presente. Ecco perché al solo pensiero di andare nella casa del Signore suscita in me profonda gioia. Vado nella casa del Signore. Ma come? Il Signore è anche a casa tua, Avete sentito dire questa cosa? Ma il Signore è anche a casa tua. Amen. Sia così, sia a casa mia. Sì, deve essere a casa mia. Ma quando 2 o 3 si radunano nel suo nome, lui è presente. Amen. Sì, a casa mia, gloria a Dio, ci deve essere il Signore, vogliamo la presenza di Dio. Ma un'altra cosa è offrire culto insieme nel nome di Gesù a Dio nostro Padre. Alleluia. Gloria al Signore. E ancora non credevano.
Oh, Gesù gli dice: guardate le mie mani, i miei piedi, ma ancora non credevano. E questa volta Luca, l'evangelista Luca, lo scrittore Luca dice: non credevano per la gioia. Ma si può non credere per la gioia? A volte siamo così strani come uomini. Io vi dico, è possibile anche non credere per la gioia. Sei gioioso, ma non credi. Non credi ai tuoi occhi. Perché quello che desideri è lì davanti a te, ma non ci credi. Lo vedi, lo tocchi, sei solo gioioso. Gloria al Signore. Dacci la tua gioia, Signore. Alleluia, gioia per la tua salvezza. E ancora una volta, vedete come il Signore ancora una volta si cala, si abbassa all'uomo. Avete qualcosa da mangiare? Vi dimostro che sono in carne ed ossa. Avete qualcosa da mangiare? Vi diedero un pezzo di pesce arrostito e lo mangiò. Gloria a Dio. Se ci chiede qualcosa il Signore, dobbiamo essere capaci di darglielo. Amen? Alleluia. Il Signore non ci dirà dagli da mangiare, ma sicuramente il Signore ci dirà disponibilità, ci dirà: hai fede, hai disponibilità, hai voglia di servirmi, hai desiderio. Gloria a Dio. Vogliamo dare al Signore quello che ci chiede. Poi affida la missione ai Suoi discepoli. Qual è questa missione? Intanto dice: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi. Quando ero con voi vi parlavo, vi dicevo le cose che dovevano accadere, adesso sono accadute. Fratelli, nella parola di Dio c'è scritto del suo ritorno, e il suo ritorno avverrà. Ci troveremo anche noi in una fase nel quale il Signore ritornerà, e non vogliamo essere di quelli che non si accorgono del suo ritorno. Vogliamo essere di quelli invece che vengono portati via al suo ritorno. Amen. Alleluia. Gesù aprì loro la mente per capire le scritture. Signore, aprici la mente per comprendere la tua parola. Ma come? Siamo intelligenti, siamo istruiti, abbiamo fatto la scuola biblica. Signore, apri la mente affinché io possa comprendere la tua parola. Amen? Alleluia. Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E così è accaduto. Quello che è stato scritto si è avverato. Amen? Così avverrà il ritorno del Signore Gesù. È scritto. Ritornerà dal cielo. Amen? Udremo una tromba, suona, così è scritto. In un batter d'occhio il Signore prenderà la sua chiesa e la rapirà nel cielo, in un batter d'occhio. Così è scritto. E così avverrà, per fede. Amen? Amen. Gloria al Signore. Voi siete testimoni di queste cose. Noi siamo testimoni della grazia di Dio, del Vangelo. Amen? Non pura teoria, ma il Vangelo della grazia che si sperimenta ogni giorno. Amen? In Cristo Gesù vivente e risorto. Gloria al Signore. La promessa di Cristo: io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. La promessa dello Spirito Santo. Voi rimanete in questa città. Aspettate. E così è avvenuto, vero? Amen? Alleluia. Poi li condusse fuori, ecco, li congeda, li condusse fuori fin presso Betania, e alzate in alto le mani li benedisse. E mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato nel cielo. Hanno visto i discepoli Gesù che, mentre aveva le mani alzate per benedirli, fu trasportato, fu salito in cielo. Hanno visto Gesù salire in cielo. Che benedizione grande. Li condusse fuori. E questa mattina voglio dire: Signore, conducici fuori. Fuori da questo mondo pieno di
tante distrazioni, conducici fuori dalla realtà di questo mondo che vive nel peccato. Conducici fuori, Signore, affinché lì dove Tu ci condurrai possiamo vedere che Tu hai ancora le mani alzate per benedire la Tua Chiesa. Alleluia, gloria al Signore. E mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato su nel cielo. E i discepoli, quale fu la reazione dei discepoli? Adoratolo, hanno adorato Gesù, sono rimasti lì ad adorare il Signore, contemplavano quella visione che hanno visto e dopo averlo adorato tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E cosa facevano? Stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. Signore, facci stare sempre nel Tuo Tempio, alla Tua dolce presenza. Fa che possiamo trovare gioia nel benedire il Tuo santo nome. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle.